Euroregioni News. Università di Trieste incontra gli austriaci di IT. L'Università di Trieste e l'IT, Austrian Institute of Technology, hanno avviato un dialogo che punta a raccordare ricerche ed industrie. Tra i primi obiettivi l'intenzione di collaborare nel settore delle nanotecnologie applicate al campo dell'Internet of Things. Nell'incontro del 22 agosto a Trieste, promosso dal console onorario dell'Austria Sabrina Pstrolego in collaborazione con l'Università, la delegazione dell'Ateneo guidata dal rettore Maurizio Fermeglia e dell'IT guidata da Wolfgang Knoll, direttore scientifico di IT, hanno presentato le rispettive realtà per poi passare ad un primo scambio di idee sulle strategie da adottare. L'IT è il principale player austriaco nei campi dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, che collabora con aziende ed istituzioni statali austriache fornendo loro asset di digitalizzazione tecnologica avanzata e competenza per l'alta formazione. IT, che ha un giro economico di 140 milioni di euro, è partecipata per il 50,46% dal Ministero dei Trasporti, Innovazione e Tecnologia austriaco e per il restante 49,54% dalla Federazione delle Industrie austriache. 8 i settori di azione, dall'energia alle biorisorse, dalla sicurezza digitale alla salute, dall'automation control alla mobility. IT è particolarmente impegnato nella digitalizzazione e nella riduzione delle emissioni da gas di scarico nei trasporti. L'Università di Trieste ha presentato dipartimenti di eccellenza che la pongono quarta istituzione a livello italiano per la creazione di start-up. Entrambe le istituzioni hanno concordato sul perseguire strategie che avvicinino con approccio multidisciplinare la ricerca alle industrie. Al rettore dell'Ateneo Maurizio Fermeglia abbiamo chiesto un commento sull'incontro con IT. Potrebbe essere una sintesi molto complessa o molto semplice, opterei per quella più semplice. La sintesi semplice è che due mondi che si incontrano sostanzialmente, un mondo che è il mondo nostro, quello che è basato su una ricerca applicata alla didattica e che tendenzialmente cerca di portare sul mercato, cerca di portare sul territorio i risultati della propria ricerca. Dall'altra parte invece un'entità che parte dal mercato, parte dalle esigenze del territorio in senso di area vasta, cioè non necessariamente Vienna e i dintorni, che ci sta suggerendo come riuscire ad essere efficienti ed efficaci nel effettuare questo trasferimento. C'è una zona di overlapping, c'è una zona di sovrapposizione che è proprio il punto in cui noi finiamo la nostra attività, che è quella di identificare le competenze all'interno del sistema universitario della ricerca e queste competenze che vengono poi valorizzate dal mercato. Quindi sostanzialmente ci sono delle cose che noi non possiamo fare perché non abbiamo la forza, non abbiamo la mentalità, non abbiamo le capacità, che è quella di capire che cosa il mercato vuole e in che tempi lo vuole. Dall'altra parte ci sono delle cose che invece l'IT non è in grado di fare, che è quella di avere a disposizione decine di migliaia di studenti e di ricercatori che studiano scienze di base e che in realtà quando lo sviluppano queste tecnologie nuove non sanno esattamente dove queste tecnologie andranno a finire. È stato detto durante l'incontro di oggi che quello che noi dobbiamo provvedere è un humus molto fertile all'interno del quale sbocceranno dei fiori. Questi fiori noi non sappiamo a priori dove sbocceranno, quando sbocceranno. Il problema è che ci deve essere qualcuno pronto a coglierli, questi fiori, che sono i fiori che daranno poi il risultato sul mercato. E questa è una differenza sostanziale dei due mondi. IT e Università di Trieste quindi collaboreranno sotto i migliori auspici. Con istituti simili a IT che si trovano in Friuli Venezia Giulia, qual è lo stato dell'arte dal punto di vista del rettore Fermeglia? Io ho detto che secondo me noi stiamo peccando un po' in Friuli Venezia Giulia, abbiamo più incubatori che incubati e quindi dobbiamo da un lato cercare di capire come aumentare il numero di incubati, cioè il numero di idee, questo è un compito prettamente nostro. Dall'altra parte una maggiore sinergia a livello regionale tra i vari incubatori o istituti di trasferimento tecnologico male non sarebbe. Il consolato onorario dell'Austria a Trieste non è nuovo a promuovere convintamente la cooperazione tra Friuli Venezia Giulia ed Austria sul tema dell'innovazione dei giovani. Con quali presupposti nasce questo incontro e dove vuole arrivare? I presupposti io li ho visti da 3 punti di vista, fondamentalmente nell'organizzazione di questo incontro. Primo, quale console onorario dell'Austria, per cercare di intensificare sempre di più le collaborazioni tra i due paesi.
perché sono così vicini ed effettivamente, come abbiamo visto oggi, non si avevano mai avuto connessioni nel passato. Il secondo aspetto è come membro dell'università, del CDA, perché ritenevo importante, siccome una delle missioni dell'università, la terza missione, è proprio il sviluppare i contatti con le industrie e con gli enti di ricerca, questo poteva essere effettivamente il modo migliore, perché l'IT, come abbiamo sentito, è proprio il trasferimento tecnologico dall'università all'industria. Il terzo aspetto è come imprenditore, perché è la cosa che veramente mi piace, anche perché entrambi i due enti fanno formazione. E una delle cose che noi aziende abbiamo bisogno sono i giovani, perché la formazione è importantissima e bisogna cercare di sviluppare il potenziale intuitivo per la crescita dei nostri paesi, perché solamente puntando sui giovani effettivamente noi avremo un bacino, avremo un'evoluzione per quanto riguarda anche il fattore della 4.0. Prossimi passi adesso, dopo questo incontro? Come abbiamo sentito oggi durante l'incontro, si è stato deciso di partire passo dopo passo, e la prima cosa che ci siamo dati appuntamento fra un paio di mesi, proprio per cercare già di mettere sulla carta delle idee sulla quale cominciare. Abbiamo già sentito che ci sarà, probabilmente cominceremo appunto dalla formazione, dai seminari con i giovani, questo interscambio, perché così creiamo anche scambio culturale tra l'Austria e l'Italia, e poi come abbiamo sentito Trieste, città della scienza, ci sarà la collaborazione, troviamo una formula di collaborazione per l'ESOF, abbiamo 2 anni per lavorarci ed è il prossimo obiettivo. Euroregioni News.